Perché quello che succede in Sardegna in realtà è che sembra che gli italiani non si accorgano che noi siamo una parte di questa benedetta, di questo benedetto Stato che si chiama Italia. Perché se a noi, se dovessero trattare come trattano la Sardegna in Lombardia, cioè non è che ci sarebbe la Lega, ci sarebbe sicuramente qualcosa ancora di più pesante, perché in realtà le cose che fanno in Sardegna sono veramente fuori da qualsiasi tipo di immaginazione. Voi pensate soltanto a questo, si è parlato, come si chiama, nello spettacolo hanno parlato moltissimo di Quirra. Allora io sono anche giornalista, però non lo ero, perché adesso grazie a Dio sono in pensione, quindi non devo più scrivere FSK. Ma io mi ricordo che a Quirra a un certo punto dissero sì, bisogna guardare se Quirra è inquinata. Non c'è niente di strano, cioè, mi sembra giusto, insomma, bisogna guardare se le cose che dicono quelli che dicono che lì c'è il cancro, che ci sono le cose, eccetera, eccetera. Bene, il Ministero italiano, il Ministero della Difesa, più gli altri ministeri, più la Presidenza del Consiglio, eccetera, eccetera, decisero di dare a una ditta, a una società, una multinazionale che ha nel mondo 67.000 persone che ci lavorano, l'incarico di controllare, sorvegliare se tutte le cose, diciamo così, dal punto di vista ecologico venivano rispettate a Quirra. Questa ditta si chiamava SGS. Questa ditta, se voi andate a guardare, cioè questa multinazionale del controllo di qualità ecologica, eccetera, eccetera, se voi andate a guardare in qualsiasi sito internet, c'è scritto che è svizzera, no? Il presidente, come si chiama, l'amministratore delegato di questa multinazionale si chiama Marchionne. Non è che sia un altro Marchionne, è proprio quello. Il signor Marchionne è quello che è l'amministratore delegato persino dalla Fiat. Voi dite perché? Sarà una ditta normale che lavora, che fa le sue cose, che non c'è niente di strano, per carità di Dio, non è che non debba essere dalla Fiat o roba di questo genere. Però, se ti vai poi a guardare chi, per esempio, nel Salto di Quirra, nel Pulino del Predatorio fa le sue cose, vi accorgete ovviamente che c'è tutti quanti quelli che in Italia costruiscono armi, fanno cose di questo genere. Bene, il secondo gruppo italiano che costruisce armi, che costruisce materiali per il puntamento dal fucile fino alle bombe nucleari, appartiene alla famiglia Agnelli. Per cui in realtà cosa stava succedendo? E cosa è successo? Perché poi è quello che è successo nella realtà, che chi è andato a controllare chi inquinava era uno di quelli che poteva essere un inquinatore, né più né meno. Cioè, quando voi siete in una situazione di questo genere, se l'avessero fatto, io che sono stato 21 anni in Belgio, l'avessero fatto in Olanda, in Francia, roba di questo genere, tanto ci sarebbe stato come si chiama, lo Stato e le cose, no, lei mi dispiace ma non viene a controllare se per caso lei ha inquinato, perché è veramente folle dire che l'inquinamento deve essere controllato da chi inquina, cioè non ha veramente senso. Beh, questa cosa succede, ma non è che succede chissà dove, succede in Sardegna, succede da noi. E perché succede? Bisogna chiedersi, perché gli italiani ancora sono convinti che siccome in Sardegna ci sono 1.600.000 persone, abbiamo tanto di quello spazio, che una parte di questo lo possiamo anche distruggere, non c'è niente di strano. Perché è venuta una ditta che si chiama Golden Mining e che non è canadese, è australo-canadese, cioè, sono venuti qua a cercare l'oro. Loro, come si chiama, sono andati a chiedere a qualsiasi chimico, vi dice che da qualsiasi parte, in mare, in terra, da qualsiasi parte, l'oro c'è. Il problema è come lo vai a togliere. Se ci sono i filoni d'oro ti conviene, se non ci sono i filoni d'oro devi fare per precipitazioni, che vuol dire buttare sulla terra quintalate di arsenico, di altre robe, eccetera, eccetera, che poi alla fine, quando rimangono lì, in realtà non fanno altro che inquinare. Perché lo hanno fatto? Perché a Fortei ci sono solo neanche 1 migliaio di persone che ci abitano, quindi noi che danno facciamo? Il problema è che poi questi qua hanno fatto quelle cose che hanno fatto e adesso nel Campidano, piano piano, come si chiama, il laghetto di Beleni che loro hanno fatto, piano piano se ne sta andando giù nel terreno, sta andando nelle sorgenti e le sorgenti piano piano saranno inquinate. Ma chi li ha fatti entrare in questa? Appunto, chi li ha fatti entrare? Un signore, era l'amministratore delegato, c'era l'amministratore delegato della Golden Mining in Italia, sapete chi era? Lo dovreste sapere perché ogni giorno lo sentite sul giornale, che si chiama Cappellacci.
quello che adesso è il presidente della nostra cosa. L'amministratore delegato della Golden Mine Italia era Capellacci e lo è ancora, vabbè, lo è nel senso che anche se la cosa non è più giudiziario. Per cui in Sardegna queste porcate, perché sono porcate, non è che le puoi chiamare in un'altra maniera, perché non è che puoi dire che siano se possono essere fatte, perché gli italiani in genere sono convinti che siccome in Sardegna siamo 1,6 milioni, ci hanno già dato la Costa Smeralda, che altro mica dobbiamo chiedere. Per cui quando dicono che ci vuole il solare, che fanno i campi eccetera eccetera, lo fanno perché in Sardegna c'è il territorio e in Lombardia non lo possono fare, in Lazio non lo faranno mai, in Liguria non lo faranno mai.